Il sindaco di Palma di Montechiaro Stefano Castellino ha completato il rimpasto della nuova giunta. In uscita sono Giuseppe Dorsi e Angelo Cottitto, entrano nella squadra di governo Salvatore Scopelliti e Salvatore Lauricella, oltre a Megan Ferrante nominata già la scorsa settimana. Le deleghe sono state così distribuite: Salvatore Castronova, edilizia urbanistica e patrimonio, attività produttive, mercati e fiere e programmazione comunitaria; Salvatore Lauricella, servizi sociali, ambiente e diritti degli animali; Salvatore Scopelliti, servizi di manutenzione, viabilità e trasporti, decoro urbano e arredo; servizi cimiteriali. Lorenzo Pace vanno le politiche del lavoro, il volontariato, l'associazionismo, il turismo, l'agricoltura e la pesca. A Megan Ferrante lo sport e lo spettacolo, servizi bibliotecari, politiche giovanili e pari opportunità. Il sindaco Castellino ha tenuto per sé le deleghe della cultura, lavori pubblici, bilancio, comunicazioni istituzionali, protezione civile e personale. Come avevo già concordato con la mia maggioranza, oggi abbiamo completato la nuova giunta. La nuova giunta si tratta di due nuovi innesti, l'avvocato Salvatore Lauricella e l'architetto Salvatore Scopelliti, al quale andrà anche la delega di vice sindaco. Sono due giovani e valenti professionisti di questa terra che hanno dimostrato e vogliono contribuire a migliorare le sorti di questa città. Ringrazio veramente di cuore gli assessori Cottitto e Dorsi per quanto fatto in questi anni e sono certo, come già avvenuto per la quasi totalità degli assessori, che non verrà meno mai il loro contributo e il loro sostegno a questa amministrazione. Come avrà avuto modo di vedere, il cambio avviene nella massima serenità, nella massima condivisione di un progetto, perché ognuno di noi si sente parte di questo progetto e pertanto questi avvicendamenti non hanno una funzione punitiva, non vi è nulla di traumatico, bensì un ulteriore coinvolgimento di forze nuove che vengono a servire la città di Palma di Montechiaro in questo processo di rinascita e di rilancio dell'immagine di Palma di Montechiaro, che è fondamentale. Moltissime cose sono state fatte, tantissime cose sono state fatte, molte altre sono in cantiere e altre in fase di programmazione. Come ho già detto, tra i miei gruppi di lavoro di Palma Capitale, l'Istituzione Tomasi e il gruppo dei tecnici, siamo veramente una grandissima squadra e mi corre l'obbligo, ma ho il piacere di farlo, di ringraziare la mia maggioranza per la serenità assoluta con la quale mi concede il modo di lavorare. Possiamo operare in serenità e in maniera efficace ed efficiente perché ho una maggioranza consiliare composta da 9 consiglieri che non fanno mai mancare il loro sostegno, così come vi è un dialogo aperto, sereno ed onesto con la quasi totalità della minoranza, e ciò contribuisce a quel clima di serenità unico nella storia di Palma e che ci permette di lavorare in maniera importante, in maniera seria per questo territorio. Esco fuori dalla giunta, ma rimarrò sempre consigliere comunale e faccio parte di questa grande squadra che ha iniziato il suo percorso 3 anni fa e credo che lo saremo ancora per tanti anni insieme. Ringrazio il sindaco Castellino per la grande opportunità concessami, il consigliere Rosario Falco, grande amico mio, che ringrazio anche lui, e voglio augurare un ottimo lavoro al mio successore, l'avvocato Salvatore Lauricella. Tanti gli obiettivi che ci eravamo prefissati all'inizio e tanti gli obiettivi che sono stati portati a termine. Il sindaco avrà sempre il mio supporto, sarò sempre accanto a lui, sarò sempre accanto a questa maggioranza, non verrà mai meno il mio appoggio perché credo in questa giunta, credo in questa maggioranza, continuerò a crederci e continuerò ad essere a fianco del mio sindaco. Sì, diciamo che tra virgolette lasciamo, però rimaniamo sempre a fianco di questa amministrazione, capeggiata quindi dal sindaco Castellino, che stia lasciando un segno indelebile nell'azione amministrativa di Palma di Montechiaro, per quello che è stato fatto, per quello che si sta facendo e per quello che si farà in futuro. Diciamo che siamo stati un buon filtro per il sindaco, lo abbiamo lasciato lavorare tranquillamente ad eseguire, diciamo, e portare avanti il suo programma elettorale. Complimenti veramente a questa amministrazione che lascio a malincuore, però sono sempre al suo fianco, sono e sarò sempre al suo fianco. Assolutamente sì, cercherò di non deludere le aspettative. Ringrazio il signor Sindaco e il consigliere Rosario Falco che mi hanno preferito in questa diciamo, nuova esperienza per me.
Ringrazio anche l'assessore uscente Giuseppe Dorsi e spero di poter fare del mio meglio e portare i miei servigi anche alla comunità tutta. È un incarico importantissimo, ringrazio infatti il sindaco Stefano Castellino per questa fiducia e questa stima che ricopre nei miei confronti per darmi un incarico di vice sindaco. Ringrazio anche l'assessore uscente, prendo le sue deleghe, l'assessore Angelo Cottitto per il lavoro che ha fatto fino ad oggi e per quello che ha fatto fino ad ora. Poi mi metterò a disposizione 24 ore su 24 tutte le mie energie per portare avanti tutto il lavoro svolto da sindaco e per gli obiettivi da raggiungere, per gli obiettivi premessi dal sindaco. Nuova assessore nominata qualche giorno fa, parliamo di questi primi giorni, che sensazione ha provato e quale sarà il suo impegno per sostenere la Giunta Castellino? Ho provato delle belle sensazioni, sono contenta comunque di far parte di questa giunta, ringrazio anche il sindaco per la fiducia che mi ha dato e spero di mi auguro, spero di poter apportare al meglio questo compito e ovviamente do la mia assoluta disponibilità per qualsiasi cosa.